Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perse e bentornati su Rondo Total War con l'impero romano nel tutto suo splendore. E signori, guardate qui la situazione, finalmente siamo riusciti a sbarcare in Britannia con ben 3 legioni e 2 flotte d'assalto. La secessionista, non chiedetemi perché, ma è in questa parte qui, l'ho vista prima. Comunque è in questa parte qui del mare, non chiedetemi il motivo. Ma a parte questo abbiamo recuperato anche la parte della secessione nella Corsica e nella Sardegna, nonché nella parte africana. Perciò l'impero romano adesso può spingere e concentrarsi unicamente a nord. C'è solo un esercito di schiavi che si è ribellato, ma che adesso andiamo subito a diciamo mettere fine alla loro ribellione. Subito in realtà è una grande parola perché non è che siamo messi proprio benissimo a livello di uomini, però vabbè, qualcosa sicuramente riusciremo a fare. Abbiamo bisogno un po' di recupero. Intanto c'è la nostra flotta, la seconda antiqua, che tiene, diciamo, le redini di Aleria e tiene il porto bello al sicuro. Ok, per quanto riguarda invece lo sbarco a nord, signori, siamo entrati prepotenti con ben 3 legioni nella punta più ad ovest della parte bassa dell'Inghilterra. L'abbiamo, scusate, della Britannia. Abbiamo messo in blocco il porto di Camolodum, scusate, Camulodum. Quindi loro hanno fondamentalmente una buona parte dei commerci paralizzati e una parte l'hanno già persa. Qui c'è la nostra spia che sta facendo il suo lavoro, quindi con calma ci darà informazioni su quello che stanno facendo. Loro si sono ritirati un po' più a nord. Non so se è una strategia per accumulare gli eserciti e poi scagliarceli contro in una mega battaglia finale oppure solo ignoranza. Probabilmente anche un po' di ignoranza. Comunque, signori, andiamo avanti con questi turni. Io in realtà qui non ho molto da fare perché non ho nessuno da fare l'upgrade. Sono già entrato, ho bisogno solo di ricaricarmi e di far passare questo inverno gelido. Perciò, signori, possiamo andare avanti. A livello di diplomazia non siamo molto amati, però non siamo neanche così, diciamo, odiati, se non dalle fazioni che abbiamo, a cui abbiamo dichiarato guerra, ecco. Allora, loro ci chiedono un accordo commerciale. Va bene, assolutamente. Gli abbiamo dato già dei soldi a loro in realtà. Vogliono la pace. E vogliono anche 20.000. Allora, per me va bene. Però 20.000, 13.000 già hanno ridotto. Direi che per 13.000 faremo la pace con i Suebi. Signori, è pace nell'impero romano. Loro mi dicono di partecipare, ma no. Io direi che potrei però ulteriormente pagarli. Così un po' troppo. Facciamo così. E gli offro un pagamento, un omaggio e... No, nessuno stato cliente. Eh, sì, va bene così. Diamogli del denaro, visto che ci hanno chiesto supporto e noi glielo diamo. In modo tale che la guerra sia tra di loro e non contro di noi. Mettiamo gli uni contro gli altri. Ok, gradamentato il nostro generale, andiamo a vedere un attimo. Rivolta. Uh, queste regioni qua continuano veramente a ribellarsi tutte le volte. Va bene. Personaggio importante, va bene. Dobbiamo andare a sedare questa rivolta. Andiamo a sedarla.
Gli Illiri sono una popolazione alquanto bellicosa, ma noi ne andiamo subito a stoppare. Ok, perfetto. Schiavizzati. E poi io direi che ci mettiamo in modalità di marcia forzata, in modo tale che teniamo sotto controllo un po' la popolazione. E tra l'altro questa cosa la vorrei fare anche qua. Li vorrei mettere in modalità di pattugliamento. Eccoci qua. Poi andiamo a nord, e a nord la situazione è sicuramente migliorativa. Loro stanno iniziando ad avere problematiche di malattie, che io ancora non ho. Qui stiamo recuperando. Bene, qua abbiamo migliorato. Perfetto. Ok, più movimento sulla mappa. Qui non abbiamo visibilità, quindi spostiamo la nostra spia e la portiamo qui. Vediamo un attimo. Ok, andiamo a farla salire se vediamo qualcosa. Ok, perfetto, abbiamo visione. Ottimo, ottima informazione. Quindi potremmo anche spostarci con le due legioni verso Londra. A quello che sarà Londra. Spostiamoci. E spostiamo anche questa legione qua. Ok, per le strade dell'entroterra. Passiamo da qui perché confido che non ci vogliano attaccare assieme. Anche se in realtà forse non è la mossa più intelligente di tutte. Però vabbè, ormai l'abbiamo fatta. Con la flotta potremmo andare qui e supportare l'attacco. Ma sì, dai, che lo facciamo. Oppure alternativa era andare di qua, ma non aveva molto senso. Qui invece teniamo la legione perché voglio mantenerla. Qui migliora l'agricoltura. Bah. Ah, questo è bello da fare. Andiamo su questo e andiamo a potenziare proprio tutta la cittadina in modo tale che ci fornisca, che faccia da ponte tra l'impero continentale, chiamiamolo così, e l'impero invece no, e l'impero invece non cioè quello la parte dell'isola, insomma. Qui abbiamo tutte le robe, va bene, non ci interessa. Questo perché è entrato? Andiamo subito ad accoglierlo. Tra l'altro posso potenziare anche tutti questi. Facciamolo. Ok, potenziati. Ottimo. Qui a Noreia siamo a 17. Ma potremmo anche migliorare le dighe. Qui assolutamente va fatto. Qui possiamo aspettare. Qui possiamo aspettare. E questo mi tira giù tanto cibo, ma va bene così. Qui possiamo potenziare. Vediamo se c'è qualcosa. Questo sicuramente lo possiamo potenziare. Questo anche. Ah, ok, alla torre. Sì, sì, va bene, va bene. La facciamo. Qui per ora va bene così. Ok. L'unica cosa che volevo fare, visto che sono ricco da far schifo, volevo sovvenzionare un po' di gente che ce l'ha con gli iceni, tipo loro. Vado a dare, sono affidabili, quindi mi verrebbe da dire pagamenti, quindi 3000 e gliele offro. Ok, vediamo se c'è qualcun altro contro gli iceni. Scusate, ho sbagliato click. Loro e loro. Ok, allora facciamo un giro di pagamenti anche per loro, quindi sovvenzioniamo le loro guerre. Ok, e anche con loro, eccoli qua, pagamenti.
Va bene, loro andiamo un po' di più, perfetto. Quindi rinforziamo il... Diciamo che noi non siamo in guerra, ma siamo in guerra per procura. Ok, signori. Allora, parliamoci chiaro. Se vogliono fermare il nostro esercito, devono farlo ora. Non c'è modo di non fare questa cosa nei turni successivi. Quindi se il player, se gli ceni vogliono fermarci, secondo me devono farlo ora. Anche se sarà tutto inutile, signori, perché Roma, sapete come funziona, no? Tanto diamo meno disordini. Qui il pattugliamento in realtà è relativo. Ci fortifichiamo, che è la cosa migliore. Sì, facciamolo. Potrei anche portarlo, ma mi sembra eccessivo. E facciamo anche questo. Ok. Va bene, signori. Io direi che questo turno lo abbiamo fatto. Vediamo cosa farà l'intelligenza. Se l'intelligenza non ci attaccherà, probabilmente potrei attaccare Sleford e poi da qui scendere e attaccare Camoludum prima, cioè nel senso prima di, cioè dopo, scusate, lo Sleaford. Però vediamo. Sono comunque due legioni agguerrite, quindi su un assetto di guerra, quindi attaccarli io capisco se loro non lo vogliono fare, ma se non lo faranno sarà peggio il turno dopo. Vedremo se ci stupirà l'intelligenza artificiale con qualche mossa. Ok, patto di non aggressione, però vogliono il denaro, io gli dico così. Se volete questo, se no niente. Loro pagamenti per partecipare alla guerra? No, assolutamente no. Quindi via. Patto di non aggressione, per me andrebbe anche bene. Vi ho già sovvenzionato però, quindi direi che vogliono 12.200. Potrei dargli anche 12.000, 15.000 scusate, per difendersi contro Kush. Potrei effettivamente darglieli. Va bene. Finanziamoli ulteriormente. E cerchiamo di portare equilibrio al di là dei nostri confini, in modo tale da non avere grandi imperi che ci possano dare problematiche. I Ceni non ho ancora visto se è passato già il loro turno oppure no, però mi sa proprio di sì. E ci lasciano di fatto impuniti praticamente per l'attacco che abbiamo fatto sulla loro costa. Probabilmente, cioè, sanno che Roma è un osso duro, ci hanno provato finché sono riusciti, ma adesso non ce n'è più per nessuno, signori. Quando Roma mette i sandali sul terreno, quel terreno diventa di Roma. Perfetto. Siamo nel 173 a.C., leggermente in anticipo, direi. Va bene, qui è tutto fatto, pace negoziata. Ok, signori. Allora, andiamo ad attaccare a questo punto il nostro uomo. Qui andiamo a potenziare il villaggio. E direi che ci siamo. Questa ritorna qui, per favore. Fa un po' da staffetta. Ok. 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 Perfetto. Abbiamo visto tutte le robe, non c'è niente di importante. E ora direi di attaccare la cittadina. Vediamo un attimo. Gli onagri li abbiamo. Sono simili queste due legioni. Qui abbiamo degli uomini un po' più performanti, mi sa.
Portiamoli qui. Io direi che in piena estate, direi che se non attacchiamo adesso, non attacchiamo più. Quindi, mi sa che ho un po' di problemi con gli spostamenti. Ok, dovremmo... Ok, perfetto. Attacchiamo, ci danno vincitori, ma questo ovviamente l'andiamo a giocare sul terreno, signori. Roma con una legione completamente potenziata, con armi e scudi soprattutto di altissimo livello contro dei barbari che non sembrano per niente scarsi, sembrano anzi belli preparati, belli pronti per la battaglia. Vedremo chi la spunterà. Io, se dovessi però scommettere, cosa dite? Io scommetterei su Roma. Ok, iniziamo lo schieramento. Una foresta ci separa da loro. Questa cosa non mi piace, ma potremmo usare questa cosa a nostro vantaggio. Devo capire solo da che lato. Qui c'è un altro boschettino, quindi se riesco a spingermi in avanti e riuscissi a prendere, cioè a portare le mie truppe al limite, però il tiro qua farebbe fatica. Forse conviene qua, anche se siamo un po' in discesa, però secondo me conviene qua. Allora, posizioniamo qui la nostra artiglieria ai fianchi, diciamo, di questa radura. Qui mettiamo la nostra cavalleria, la posizioniamo qua, nel bosco nascosta. Il nostro generale lo posizioniamo qui. Qua ci sarà la nostra fidatissima corte. Legionari corazzati, anche loro li mettiamo qui dietro. E l'obiettivo sarà andare a occupare questa zona con loro. Qui invece mettiamo le nostre truppe con tutto il tiro. E poi vediamo anche i rifornimenti dove sono, perché dobbiamo capire anche sta roba qua. Il tiro lo metteremo anch'esso tutto qui. E qui addirittura anzi, lo mettiamo davanti il tiro. Lo mettiamo davanti, lo mettiamo qua. Facciamo così. Ho paura che però la prima linea sia questa e non regga, a dir la verità. Oppure facciamo il contrario. Allora, lasciamo loro, la più grossa, la facciamo qua. Qui mettiamo tutto il tiro in modo tale che poi li aggiriamo da lato. Qui lasciamo un paio di queste per difendere il tiro. E invece i più forti li mettiamo qua, ai limiti. Ok, così non sono troppo separati, sono uniti tra di loro. Va bene, iniziamo la battaglia, attendiamo i rinforzi. Questi intanto li portiamo tutti su un'unica linea. Ok, perfetto, arrivano i nostri alleati. Arrivano anche loro. Dove sono i nostri? Ok, da questo lato, perfetto per noi. Loro non so da dove arrivano. Non so neanche se arrivano gli alleati da loro, però. Ok, portiamoci in posizione avanzata. Qua ci sarà un grande rinforzo. A sapere che era così, vabbè, avrei fatto una tattica diversa, ma ormai è andata. Portiamoci avanti. Ok, loro si stanno ridistribuendo. Catapulte pronte per il tiro. Però tirate quando ve lo dico io. Come giù cascasella. Ok, signori. È vero che ho altro tiro qua a disposizione. Me nero completamente. Eccolo qua. Portiamolo un po' più indietro questo tiro a questo punto. E poi vediamo cosa abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione dell'altra cavalleria che portiamo immediatamente a radunarsi con la nostra di cavalleria. Ok, loro, attenzione, entrano nel bosco. Noi spostiamoci.
Ok, giriamoci. Ok, poi abbiamo tutto questo tiro. Lo portiamo di qua. Signore, grande battaglia questa, si preannuncia. Uomini di rinforzo da questo lato. Poi ragazzi, è un po' difficile manovrare il tutto. Questo lato, per favore. Ok, qua c'è il tiro. Non ci hanno visto, andiamo a attaccarli subito. Ok. Artiglieria, ora potete tirare a volontà. E tirate su qua, per favore. Se mi fate un bel tiro. Dai, 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 dai. Ottimo tiro, signori. Voi pronti a mantenervi carichi. Ok, cavalleria sta arrivando. Ok. Pronti. Ok. Intercettate, per favore. Ok. Arrivano i carri. Dietro. Attenzione. Interviene il generale, per favore. E anche quest'altro. Tenete salda. Attenzione, attenzione. Qui, per favore. Compattatevi. 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 Ok, via con i legionari. Ragazzi, è difficile da gestire questa, È difficile. Ci sto provando, ma è difficile. È difficile, difficile, difficile. Tutta la cavalleria dove sta? No, non mi piace. Venite qua, per favore. Restante parte della cavalleria è qua. Ok. Non la vedo. Ah, ok. È rimasta qua, va bene. Ok, per favore, fate il giro così. Attenzione qua, bisogna mantenere il fronte. Forza. Ok, forza Onagri. Ok. Voi qua. Riprendete le macchine. Forza. E tirate. Voi tirate qui. Ok. Però ragazzi vi dovete compattare in questo modo, se no così non andiamo bene. Portiamo il generale qua. Anzi, i generali. Voi tenetevi belli compatti, che adesso spingiamo noi. Via con la cavalleria. Ok. Questi devono andare rinforzo. Forza. Voi potete ancora fare molto. Ok. Ok, ok, ok. Altro generale. Vai. E andiamo a potenziare. Perfetto. Torniamo indietro. Cosa state facendo, signori? Allontanatevi da qua. Ok. Vai, fatemi riselezionare, porca miseria. Qua. Qui. Ok. Attenzione. Ok, una cavalleria si è ripresa. Contro le lance, no. Qua. Ok. Attenzione che riformiamo lo strato qua, per favore. Però voi... No, qua mi servite. Forza. Forza. Non mollate. Non è mica detto che la vinciamo, ragazzi, perché questa...
niente, devo portarla indietro. Ok, vediamo questo lato, se riusciamo a farlo collassare. Ok, sembra andato questo lato, quindi possiamo accelerare. Sembra mica tanto però, Qua ragazzi, qua. Ok, qui è collassato il lato, benissimo. Portiamo loro di qui, lasciamo alla cavalleria il compito di falciarli e di farli scappare una volta per tutte. Non lo so, non lo so, signori. Battaglia tesa. Battaglia tesa. Battaglia tesa. Tirate su questi, per favore. Voi, qua. Forza. Aiutate i vostri fratelli. Forza, ragazzi. Ok. Ok, ottimo. Chiudetevi e andate a prenderli. E dai ragazzi, forza, forza. Ok, cavallerie qua dietro, pronte a caricare dietro. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Tirate su questi per favore voi, che mi hanno veramente rotto le scatole. Questi hanno ancora il tiro, sì. Hanno ancora qualche unità di tiro. Allora tiriamo qua ragazzi. No, qua, ho paura che c'entrino i miei. Questi sono andati, si sono tolti, non so cosa stanno facendo. Attenzione. Ok, andiamo a prendere il generale. Ok, questo lato è collassato mi sembra. Ok, sì. O comunque sta collassando. Forza dentro. Mettiamo questi soldati. Signori, guardate. La carica poco efficace, ma signori, immaginatevi di spuntare fuori dalla foresta e dire gli zoccoli e poi vederli spuntare dagli alberi e massacrarvi ai lati. Signori, tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Ok, questi si stanno mollando. Va bene. Ok, voi ripiegate. Ok, battaglia vinta. Un po' sofferta, Dai ragazzi, che è l'ultima roba. L'artiglieria comunque ha fatto la sua porca figura. Mamma mia. Qua fuggono nei boschi. E signori, un'altra battaglia vinta per Roma. Non facile, questa. È stato un momento che però portata a casa anche questa. Ora tutti i romani ripiegano nelle linee e gli ultimi rimasti vengono abbattuti senza pietà. Eccoli qua. La cavalleria intanto io direi di farli inseguire a questo punto. E voilà, terminiamo la battaglia, signori. Battaglia vinta. E voilà, signori, un'altra vittoria per Roma. Grandissima vittoria. Andiamo a occupare il villaggio. Un'altra grandissima vittoria, signori. No, dovevo raderlo al suolo, ho sbagliato, vabbè. Ce la trasformiamo in una cittadina agricola. Con una casermetta. Vediamo poi di andare a rimuovere questo. E qua invece ci potrebbe stare effettivamente dei depositi del grano per 6 turni. Ma facciamo una fattoria. Bene signori, Roma ha fatto il suo. Direi che potremmo già attaccare Camodulum. Però vabbè, però in realtà è solo una città. Lo potremmo anche fare. Mi preoccupa solo lasciare la Gallica da sola il turno successivo. Io aspetterei che si riprenda, dai. Aspettiamo un attimo. Questo bonus mi piace della fanteria. Vediamo se c'è ancora qualcosa sulla fanteria. Questo è per la flotta.
Vediamo se c'è qualcos'altro. Pressione fiscale, non male. Ok, dai, questo va bene sull'esercito. Qui facciamo questa così recupera ancora. Diamogli possibilità di movimento, va bene. E teniamolo così perché ho paura che questo generale che è inesperto magari faccia cavolate. Qui abbiamo tagliato quindi di fatto Calmodulum sia dal punto di vista marittimo ma anche dal punto di vista terreno, diciamo. E ottimo. La loro flotta non mi impensierisce, a dire la verità. Potrei anche lasciare Isca. Magari non lasciamo Isca, ma ci portiamo al di fuori con la legione in modo tale da dargli un po' di respiro ai cittadini. E passiamo in modalità marcia forzata. No, siamo così, non rischiamocela. Il resto, signori, l'abbiamo fatto. L'unica cosa che volevo vedere era la spia qua. Volevo vedere ancora come andava la cosa. Qui non hanno preso, Kush non ha preso. Andiamo a sabotare l'esercito. Andiamo a dargli fastidio, vediamo se serve qualcosa. Un po' di azioni di disturbo. No, niente, fallimento istruttivo. Vediamo se con tutti gli eserciti, con tutto il denaro che gli abbiamo dato, riescono a fare qualcosa di utile. Qui andiamo a potenziarlo, va bene. Qui abbiamo già fatte le piramidi. Andiamo a potenziare anche questo. Va bene. Ok, direi che ci siamo. Qui vediamo un attimo la questione uomini. Si stiamo riprendendo, quindi possiamo tranquillamente spingerci di qua. Ok, siamo a meno 5, va bene. Ok, loro si stanno potenziando, ma stanno anche perdendo. Ah, vabbè, ma praticamente sono... Cioè... no, hai ragione, non possiamo, ma... no, non possiamo, dobbiamo aspettare per forza i nostri uomini, va bene. E direi che ci siamo, signori. Direi che ci siamo. Allora, prossimo giro, Camoludum e poi Stenwick e Moridunum. E signori, costruiremo poi qua il muro. Ma questa sarà un'altra nuova puntata ancora una volta. Quindi signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, non mancate. Grazie, ciao ragazzi.